Allora, prima riprendiamo un po' i discorsi del Presidente Lava, toccava a lei anche per essere stato chiamato in causa per le soluzioni alternative che bisogna escogitare pur di sopravvivere. Sì, allora condividendo tutto quello che è stato detto prima, però c'è qualcosa che non mi torna, della serie. Lei lo sa lo sport preferito che ho io. Da piccolino volevo fare il salto con l'asta. Mi vede con la mia stazza fare il salto con l'asta? L'economia nostra sta facendo la stessa identica cosa, nel senso che siamo un paese che non ha risorse energetiche, non ne abbiamo, non ha materie prime, non ne abbiamo. Vogliamo fare a tutti i costi confrontarci con paesi che hanno materie prime, hanno risorse energetiche e quant'altro, e quindi creare industrie che non sempre sono perfettamente consone a quelle che sono le nostre esigenze. Allora, il mio professore di ginnastica tanti anni fa mi ha detto: non puntare al salto con l'asta, ma fai il tuo percorso trotterellando come riesci. Io dico, il nostro sistema paese sta tentando di fare il salto con l'asta, anzi è stato in qualche maniera drogato, noi ci siamo lasciati drogare di fare il salto con l'asta e siamo diventati tutti quanti industriali. Allora, per quanto ci riguarda, noi partiamo dal concetto che va benissimo l'industria, quella che genera ricerca e sviluppo, legato a quelle che sono le nostre esigenze. Noi, il nostro trotellare può essere ricondotto, secondo il nostro punto di vista, a fare quello che siamo capaci di fare. Allora, abbiamo il più bel paese del mondo, credo siamo tutti d'accordo. Abbiamo le più belle opere d'arte, abbiamo un paesaggio che di Ma tutto tutti lo dicono questo, Sì, però poi di fatto ci troviamo invischiati che non si investe nel turismo, non si riesce a sbloccare questo settore che anzi ha avuto un... Ma è quello il percorso da fare. Allora, la nostra industria deve essere l'industria del turismo, l'industria dell'agroalimentare, l'industria della ricerca e sviluppo legata a quella che è il risparmio energetico. Sottolineo risparmio energetico, non generare sempre più energia, perché lo sappiamo benissimo che se generiamo energia per tutte queste luci qua, da qualche altra parte stiamo sicuramente facendo dei danni. Allora, noi abbiamo preso la palla al balzo rispetto a una proposta messa in palio dal governo, sul banco del governo, spero non a caso, che parla di riqualificazione energetica degli edifici. Allora, secondo il nostro punto di vista, in questo momento storico è l'unica strada che abbiamo davanti, che poi può dar spazio, senza ombra di dubbio, ai giovani che in questo momento stiamo dicendo a generazioni intere: andate all'estero non per consolidare le cose che avete studiato, avete imparato, ma perché qua non c'è futuro. Quindi quando sento anche l'economista che dice andiamo in Brasile, in America del Nord, io non sono molto d'accordo, nel senso, sento anche qualche mio amico che ha i figli in America, in Australia, adesso va di moda l'Australia, a me viene da piangere, cioè penso a Natale quando si faranno gli auguri, quando compiono gli anni, stiamo distruggendo il nostro tessuto sociale. Allora, rispetto a quello che abbiamo, lo stiamo distruggendo perché non riusciamo a intraprendere strade ben precise. Allora, abbiamo uno strumento che è importantissimo in questo momento qua, che è legato appunto alla riqualificazione energetica degli edifici. Il Presidente Sbalchiero ha ammesso che il Presidente del Confartigianato regionale, ieri o l'altro ieri, ha evidenziato che secondo lui una via di fuga rispetto a questa situazione è sostanzialmente rottamare gli edifici, e questo è il percorso, ma rottamarli in maniera seria. Allora, in questo momento abbiamo a disposizione la defiscalizzazione del 65% rispetto alla riqualificazione degli edifici, vuol dire se spendo 100 in realtà devo mettere in palio 35. Con quello che è il risparmio, facendo la cosa più banale, non so, un capottino, rifare il tetto in maniera seria, si riesce a raggiungere senza ombra di dubbio la spesa zero per il cittadino, magari spalmata in 5, 6, 10 anni, ma questa è la strada. Allora,
quello che sostanzialmente manca è avere la capacità di riconvertirci rispetto a quello che siamo capaci di fare. Ben venga l'industria che porta alla ricerca e sviluppo, nel senso che dentro un edificio ci sta l'involucro, e là sì, ci può essere ricerca e sviluppo, però c'è anche molta impiantistica e molta ricerca in termini di produzione dell'energia, quella sufficiente a quell'edificio per non andare a consumare petrolio. Credo sia molto meglio intraprendere percorsi del genere che puntare ad esportare cose che noi dobbiamo importare, compresa l'energia, trasformarla, e in una parola siamo diventati controterzisti, perché da qualsiasi altra parte del mondo fanno un centesimo in meno. È difficile sostenere di fronte a prodotti fatti dalle macchine che il nostro è migliore, perché la stessa macchina installata da un'altra parte fa la stessa identica cosa. Assolutamente. E quindi... Quanto detto, vi trova concordi come giovani industriali, perché poi sarete voi che, riprendendo un po' quanto diceva Benettazzo, dovreste portare avanti la situazione futura o comunque smuovere qualche cosa, se non lo fanno i giovani. Sì, diciamo che le idee appena proposte sono interessanti. Noi sicuramente lavoriamo e combattiamo per smentire Eugenio. Questo deve essere detto, cercheremo, almeno nonostante tutto cerchiamo di smentirlo. Questo vorrei che fosse un messaggio che noi cerchiamo di esprimere. Non sembra che sia cattivo. No, non offenderti, ma noi lavoriamo per cercare di smentirlo. In che modo? No, ma è bello che ci sia anche un'energia che contrasta il fatto. Certo. Diciamo che in due azioni sostanziali: da una parte l'attività ovviamente di lobby che chiede a questa politica, a questo governo, a questa classe politica di cambiare, di fare i cambiamenti che sappiamo tutti, che ci potremmo dire tutti: la riduzione del cuneo fiscale, una giustizia più giusta e più veloce, una sburocratizzazione del sistema. Dall'altra parte cercando di muovere le leve che sono più facili per noi, cioè sono quelle più immediate, perché nonostante tutto sicuramente non arriva domani un cavaliere bianco che fa tutte queste riforme in un secondo, e anche qualora nell'ipotesi arrivasse, sicuramente i benefici si vedrebbero in un medio-lungo periodo, mentre noi siamo sul mercato domani, noi e i nostri lavoratori siamo sul mercato domani, dopodomani, fra un mese. Quindi lavoriamo anche su quelle che sono le leve che possono cercare di migliorare le nostre aziende. Una ricerca fatta da Confindustria qualche mese fa mette in risalto che le aziende che attualmente riescono a stare nel mercato e a battere il mercato sono quelle che ovviamente internazionalizzano, innovano e formano. Formazione dell'imprenditore ma anche dei dipendenti stessi. Allora noi come giovani imprenditori, ma anche come associazione nel suo complesso, lavoriamo molto su questo, sullo spingere, sul cercare di aiutare le aziende nel processo di internazionalizzazione, nel processo di innovazione e nel processo di formazione, ripeto, sia degli imprenditori sia dei dipendenti, perché comunque questo è un mercato che è completamente cambiato rispetto a 10 anni fa. Attualmente i 10 lavori più cercati al giorno d'oggi nel 2005 non esistevano, per cui noi stiamo formando delle persone per lavori che non esistono, i nostri giovani li stiamo formando per lavori che ancora che ancora non esistono, per cui la parte dell'innovazione, la parte del cambiamento, l'adattamento a questo tipo di problematiche, a questo tipo è necessario, quindi molta flessibilità. Vogliamo essere l'agente del cambiamento all'interno delle aziende. Prendo un esempio di un'associata, 5 anni fa ha preso in mano la parte commerciale dell'azienda di famiglia, è entrata e ha preso la parte commerciale. Questa azienda cominciava a sentire i primi sintomi della crisi e esportava il 5% del fatturato. Attualmente è un'azienda che funziona, che ha i suoi ordini, ha il suo fatturato, lavora bene e esporta l'80% del proprio fatturato. Questo grazie a quelle modifiche che ha apportato questa persona, che magari per dinamismo, per struttura, per cultura, per formazione era più portata a questo tipo di cambiamenti e grazie quindi ad una convivenza generazionale che ha consentito a questa azienda familiare di riuscire a far interagire il genitore con il figlio. Quindi diciamo che queste sono le attività che noi cerchiamo per smentire Nostradamus e basta.
E quindi insomma speriamo anche di riuscirci. Allora, a questo punto stavo analizzando quelle che possono essere le soluzioni, abbiamo visto delle proposte. L'unica, un po' la domanda che poi butto là, vediamo però prima le interviste che sono state fatte proprio quest'oggi al nuovo presidente di Unioncamere del Veneto, Fernando Ziglio, che cosa ci dicono degli esperti e anche un tecnico relativamente all'andamento del settore economico, cioè dobbiamo buttarci necessariamente per poter sopravvivere all'export oppure questo può non essere necessario. Sentiamo intanto l'andamento elaborato dall'Unioncamere. Prendo questo incarico con una struttura che è eccezionale, quindi partiamo da questa base. Abbiamo tutta una serie di interventi già preparati, quindi continueremo a sviluppare un lavoro importante sull'Europa, quindi l'Europa 2020, per cercare di portare a casa finanziamenti per le nostre imprese. Rappresentiamo 500.000 imprese, molte delle quali sono in difficoltà, per una piccola parte ma sostanziosa sono rivolte all'export e abbiamo dei risultati positivi, anche se lievemente positivi, ma sicuramente gli indicatori ci dicono che nel 2014 avremo risultati migliori, quindi un po' di ottimismo fa bene, perché oggi il male più grande delle imprese è la depressione d'impresa, causata da alcuni fattori che conosciamo tutti, quindi dobbiamo lavorare su questa strada, sul tirar fuori le imprese dalla depressione d'impresa. Come? Con una serie di azioni. L'unione innanzitutto delle Camere di Commercio nel lavorare tutte verso la stessa direzione, questo è quello che fa Unioncamere, con un continuo stimolo per l'innovazione, questo è fondamentale, con uno stimolo verso il credito importante, quindi lavorando con le banche, un continuo stimolo ai nostri ministeri dell'economia e dello sviluppo economico, anche questo è molto importante, perché se facciamo squadra come stiamo facendo nel Veneto, se riusciamo a farlo con il governo nazionale e con l'Europa, abbiamo portato a casa dei risultati a favore delle imprese. L'economia veneta negli ultimi mesi ha evidenziato una situazione di assestamento, diciamo, della crisi. Noi siamo convinti di aver superato il punto di minimo. Questo significa che dopo una recessione che è durata quasi 5 anni, siamo in una fase appunto di stabilizzazione dei livelli produttivi e stiamo osservando i primi segnali timidi di ripresa dei settori economici. Questa ripresa non avverrà, diciamo, in maniera accelerata, ma saranno piccoli passi e noi li stiamo notando, osservando soprattutto i dati che derivano dall'export. Nel 2013 le esportazioni hanno registrato dei timidi segnali di recupero rispetto al 2012, che era sembrato abbastanza, come dire, stazionario, ecco. E contiamo che il prossimo anno, quindi il 2014, possa registrare un ulteriore recupero dei volumi esportati. Un po' tutti i settori hanno sofferto, però possiamo evidenziare quelli che sono i prodotti che sono cresciuti di più nel 2013 e quelli che invece hanno un po' perso. Tra quelli che sono cresciuti di più sicuramente troviamo gli apparecchi meccanici, l'occhialeria, la gioielleria e l'agroalimentare. Tra i settori che invece hanno perso in questi mesi un po' hanno perso terreno, soprattutto sul versante export, troviamo i settori meno made in Italy, insomma, ecco, quindi ad esempio la metallurgia, la carpenteria, la componentistica, ecco, quindi questi settori hanno diciamo, avuto performance meno brillanti rispetto ai primi. Insomma, l'intervista darebbe ragione un po' a quanto diceva il Presidente Lava. Benetazzo, come la vede? Prima avete menzionato tutti quanti e ci aspettiamo questo cambio di classe dirigente che finalmente sprona il Paese e ci lancia in un futuro di rinnovamento e di risanamento. Stando alle attuali statistiche e letture che fanno, i 7 italiani su 10 per chi dovrebbero votare alle prossime elezioni? Sempre per gli stessi. No, lo sappiamo adesso che voteranno per Renzi. Per Matteo Renzi, no? Tutti quanti che parlano di sto Renzi come Dio dall'alto dei cieli, finalmente è arrivato lui. Scusate, qualcuno ha dedicato qualche ora della sua vita a leggere il programma di Matteo Renzi? A vedere chi è, insomma. Io? No, ma non il suo passato storico, non entro nel merito, no, il programma, quello che propone. Allora, se voi prendete il programma per quanto concerne le riforme cosiddette economiche di Renzi
e poi andate a leggervi anche quello che proponeva un anno fa Giannino, troverete delle similitudini impressionanti, tanto che vi verrebbe da dire: ma scusate, ma chi è che ha copiato da chi, per curiosità? Allora Renzi propone, cioè lui con tutto quello che gli sta dietro, propongono di rilanciare il paese. In che modo? Con un grande programma di alienazione e dismissione di patrimonio pubblico e vendita di partecipazioni strategiche. Cioè, se prima parlavamo ci vuole una vision, un futuro per l'Italia, qualcuno che pensa da qui a 20 anni il piano energetico, le problematiche che abbiamo infrastrutturali sui trasporti a medio e lunga gittata, il cablaggio per il traffico dei dati che rappresenterà tutto, che farà esplodere tutte le nuove tecnologie digitali dei prossimi 5 anni. Cioè, noi stiamo qui giocando a freccette, tirando a bendati oltretutto, perché se in questo momento qua pensate di rilanciare l'economia del paese andando a svendere Snam, Eni, Enel, Finmeccanica, cioè i 4 gioielli che ancora ci avanzano, e quindi perdere queste 4 aziende strategiche che tutto sommato generano indotto al paese, non solo occupazionale. Pensiamo solo a Finmeccanica, primo fornitore della difesa statunitense, la mancanza di un piano energetico, e su questo siamo tutti quanti d'accordo. Io sono produttore di energia pulita, amministro 2 parchi fotovoltaici nel sud dell'Italia, so che cosa vuol dire la green energy, e mi rendo anche conto di quanto genera come indotto, quante persone devo pagare per produrre qualcosa che non riesco a vedere sul piano e neanche a toccare sul piano tangibile. Quindi questa è una grande illusione che hanno gli italiani, pensare, ma non perché con le prossime elezioni ci sarà un nuovo centrodestra, un nuovo centrosinistra, ma proprio perché i presupposti del cambiamento sono questi. Cioè tentare di risanare un marcio che abbiamo ereditato con la vendita di asset di valore, ma la vendita, pazienza, a prezzi veramente di corricarico, no, a prezzi di realizzo. Quindi il futuro, e questo sono convinto, guardate, io ritorno qua fra 10 anni, sempre se vorrò rimanere ancora con una presenza sostanziale in Italia, e avremo la certezza che questo paese sarà diventato, questa nazione sarà diventata una società per azioni, in cui i gangli, cioè le parti, i cuori, il core produttivo sarà in mano a fondi sovrani medio orientali e indonesiani, perché già si sta verificando, cioè il caso internet, vabbè, scusate, Inter è un caso, un esempio eclatante, però emblematico, ma pensiamo solo alle grandi aziende che rappresentano il meglio dell'Italia, che sono state comprate e svendute negli ultimi 5 anni. Quindi quando adesso vi vengono a dire ma noi interverremo con questo tipo di politica economica volta a che cosa? A ingolfare, intasare. Se qualcuno si lamenta che non riesce più a vendere il proprio appartamentino residenziale, quando poi collocano 400 miliardi di controvalore ai prezzi di perizia di 3 anni fa di beni immobili dell'INPDAP e così via sul mercato, poi voglio vedere come fate a vendere o a svendere il vostro appartamentino. Sulle banche vi do questa lettura, perché se accendete la televisione, qualsiasi talk show, le banche non prestano, è verissimo. Sacrosanto che non prestano, ma c'è un motivo. Purtroppo io non voglio sembrare quello che difende le banche, per carità, voglio essere quello che difende i depositi e i risparmiatori degli italiani. E in questo momento qua, per difendere i depositi degli italiani, cioè il denaro che è stato accantonato per anni o generazioni prima, purtroppo bisogna intraprendere quella strada. E da che cosa scaturisce questa strada? Dalla matematica. Cioè le banche, per quanto le odiamo, sono organismi fisiologici che hanno un equilibrio, cioè riescono a vivere se determinati parametri vitali vengono rispettati, e questi parametri vitali al momento attuale, per semplificarli, possono essere ricondotti al quoziente cosiddetto di solidità patrimoniale, che ha stabilito 2 anni fa l'EBA e adesso Francoforte, cioè quanto capitale proprio devono avere le banche a fronte di tutta l'attività di rischio al netto ponderata a rischio che hanno in portafoglio. Che cos'è l'attività di rischio per una banca? I prestiti che ha concesso.
Tanto è vero che a fronte dei prestiti Quindi riceve una remunerazione. i soldoni non Questo potreste... quoziente ad oggi è prefissato all'8%. Che cosa significa? Facciamo per semplicità di calcolo che una banca ha 100 milioni di euro di prestiti di varia natura rapportati alle perdite che presume di avere sul montante che ha prestato, e a fronte di questi 100 milioni deve avere 8 milioni di capitale proprio, cioè capitale sociale, utili non distribuiti e riserve di utili accantonati. Allora che cosa sta accadendo? E lo sappiamo tutti quanti, si stanno sgretolando le attività imprenditoriali, e queste vanno ad impattare sotto forma di perdite su crediti che diventano certe. Le perdite su crediti erodono il montante, il denominatore di questo quoziente, e quindi la banca, per rimanere viva, sapete che cosa significa? Per rimanere solvibile nei vostri confronti, perché se io ho 50.000 euro sul conto e domani li voglio spostare, la banca deve essere in grado di dare esecuzione a quella transazione, a quel bonifico, se soltanto se questo rapporto è 8 su 10, 8 su 100, meglio ancora se è più elevato. Ecco perché adesso in Italia abbiamo circa 14 banche che sono commissariate, cioè vuol dire che se non stanno attenti a come allocano quel poco di riserve che hanno, rischiano che la persona anziana, l'imprenditore o il giovane ragazzo che hanno qualcosa messo da parte su quell'istituto chiedono: mi serve l'assegno circolare, la banca dice no, sono insolvente, non sono in grado di darla. E scusatemi il termine, l'altra alternativa quale potrebbe essere? Cioè, è un quoziente, ce lo insegna la matematica, 8 su 100, quindi per aumentarlo potrei aumentare anche il numeratore, giusto? Io mantengo 100, cioè faccio in modo tale che le banche continuino a prestare come adesso, quindi non vadano a intaccare il monte dei prestiti, devo aumentare il numeratore, cioè il capitale proprio. Significa che devo andare dagli azionisti e dire: ragazzo, c'è un aumento di capitale sociale, caccia fuori il denaro. Chi è che va a mettere denaro adesso su una banca quotata, non parliamo, e dopo il bagno di sangue che hanno avuto nei 5 anni? Quindi l'unica strada, purtroppo, ed è triste dirlo, è quella di andare a intaccare il denominatore, cioè diminuire l'attività di prestito per rimanere in piedi. E l'augurio che mi faccio io è che Monte dei Paschi da qui a un anno non sia in grado di restituire il fantomatico prestito di 4 miliardi di euro, il famoso prestito ponte e prestito di salvataggio, perché in quel caso il debito viene convertito in equity, lo Stato con grande presunzione diventa il primo azionista di maggioranza all'85%, aspettiamo 2 anni, andiamo a vendere questa partecipazione o la collochiamo sul mercato, facciamo entrare una banca inglese, vedete come cambia il panorama italiano in termini di attività di prestito, concessioni di fidi e così via. Cioè in questo momento c'è bisogno dell'effetto cuneo che arriva da fuori, con un interlocutore di mercato che non si è mai voluto far entrare per cartello di banca, che non vogliono che entrino competitor europei perché sanno benissimo che devastano il mercato. Chiarissimo. Muraro, che cosa ne dice in questa prospettiva? Ma no, sicuramente è interessante sentire quando dice Benettazzo. Ma sono delle analisi molto attente, ci prospettano però delle È un'analisi molto attenta, macro, come la prima parte di questa trasmissione, però sicuramente cerchiamo di calarla sempre appunto nel micro. Nel nostro piccolo, non essendo, dobbiamo calarla nel piccolo. Certo. Calarla nel piccolo significa dare risposta a quel mondo del lavoro, a quegli artigiani, che piccola e media impresa, che è la nostra parte viva. Sicuramente stiamo pagando una politica fatta negli anni passati che sicuramente sta penalizzando tantissimo la stessa formazione, perché anche questa non è una colpa, non ritengo una colpa, ma la stessa formazione dei piccoli e medi imprenditori è una formazione che forse si sono cullati troppo nel buon vaso per tanti anni, no? La difficoltà di non conoscere l'inglese per andare fuori, la campanilismo, piccola azienda, piccolo e bello, adesso piccolo non è bello, perché se io non ho una commessa in America non posso andare là con 10 bottiglie di Prosecco, devo avere minimo 1 milione di bottiglie di Prosecco per trovarmi il mercato all'estero. È pur vero, non possiamo vivere solamente sul Prosecco, per dire un esempio, o su prodotti solamente all'estero. Dobbiamo consolidare anche la tecnologia e l'high tech, i nuovi sistemi qui nel territorio. Dobbiamo dall'altra parte però aggredire anche quella parte che è pur vera, che si diceva prima, della politica, che bene o male è un costo, perché la parte della politica che è un costo è questo.
sono piccole casette che costruiscono poi il grande Ma lei vede debito pubblico. alternative dal punto di vista politico? Ma il problema è che io non voglio dare la colpa a destra, a sinistra, a centro, quant'altro, perché tutti forse hanno sbagliato. Siamo in un sistema arcaico sotto l'aspetto, soprattutto della parte burocratica. Prima leggevo, passato 2 volte un SMS, diceva mio padre guadagna 2.200 euro di pensione al mese, ex militare, io 9 ore al giorno, 800 euro. Mi viene in mente che questo è un paese dove 3 mesi fa, e questo è un dato di fatto del Letta, aveva portato un provvedimento per tagliare il 5% delle pensioni da 40.000 euro al mese in su. 40.000 euro di pensione al mese in su. La Corte Costituzionale ha detto che è inammissibile. Costituzionale. Ha detto che è inammissibile. Perché? Perché loro ne prendono 90.000 di euro al mese, per cui non toccano la loro casta. So anch'io che anche se tagliamo quelle pensioni per la solidarietà di questa crisi e le portiamo, non so, un parametro, 10.000 euro di pensione al mese per tutti massimo, e sicuramente è già un valore, non risolvi il debito pubblico, ma dai un segnale di moralità, esatto, perché abbiamo bisogno della moralità da parte dei politici. No, infatti... Il Senato, la Camera, quando noi attraverso la Devolution volevamo portare 300 deputati e il Senato federale, non è per tagliare i 2 miliardi e mezzo, i 12 miliardi che può costare la macchina, ma è per dare una armonizzazione e una funzionalità a questo Stato, dove i burocrati, il support system che facevano gli americani, qui da noi non siamo riusciti a farlo. Allora, la colpa non è solo di Letta, di Monti, di Berlusconi o di Casini o di quant'altri. Allora, noi abbiamo i Catricalà, i Bondi e i quant'altro, che sono 30 anni che sono là. E non passa niente a Roma se loro non lo determinano. Allora la burocrazia deve essere eliminata anche nelle figure apicali, ma soprattutto... e dando la responsabilità, come è stato fatto nei comuni, all'amministratore, al sindaco che viene eletto. Allora anche qua vogliamo cambiare la politica, una nuova classe politica alla Renzi. Io condivido pienamente, Renzi è un grande comunicatore, sta soppiantando Berlusconi. Come comunicava? Berlusconi comunicava con tante risorse economiche e con una capacità. Renzi sta soppiantando invece con la sua personalità. Però è una classe... C'ha dentro chi lo forma, dal punto di vista sicuramente avrà anche chi lo finanzia, che crede nel suo progetto, sicuramente. Però questa è ancora una classe politica che non è capace di cambiare la legge sulle elezioni. Cioè noi non votiamo le persone. E non si cambierà? No, e non si cambierà perché nel PD, nel PDL o Forza Italia, come si chiama, il nuovo centrodestra e quant'altro, non vogliono cambiare. Perché per garantire se stessi continuano a importi le scelte delle persone affinché non ci sia un cambiamento reale. Allora, è vero, questa è una parte che incide poco nel debito pubblico, è pur vero però che le figure apicali devono essere coloro che dovrebbero guidarci in questo passaggio epocale per guardare il futuro, perché i 2.074 miliardi di euro di debito pubblico, se non viene fatta Marie qua, Magamalò, nessuno risolverà. No, allora, è uno zaino che noi trasferiamo ai figli dei figli dei figli, con economie sicuramente, ma dobbiamo avere il coraggio di incidere in maniera profonda subito per fare questi cambiamenti. Se no, veniamo, cioè, la Telecom chi è andata? Si parlava prima ai spagnoli. La Parmalat, chi l'ha acquistata? I francesi? I francesi? No, ma non abbiamo più niente. Pensa chi si compra l'Enel dopo. Se no che cosa succede? Ma ha già comprato la parte di produzione sia i francesi che gli spagnoli quando hanno fatto lo spezzatino dell'Enel, no? Perché dell'Enel hanno mantenuto la produzione, è stata, cioè la ricchezza, chi produce energia è stata data fuori all'estero. Noi abbiamo mantenuto la distribuzione ad attaccare il contatore con poca cosa. De Cette, se no che cosa succede? Lei rappresenta tanti lavoratori. Sì, tante piccole e medie imprese. Ho visto il cambiamento in 25 anni, sono 25 anni che sono nel mercato e ho visto proprio il cambiamento. Mi è piaciuto molto l'intervento dell'economista che mi ha fatto venire in mente praticamente quello che è successo al mio cliente, che mia zia andava lì a fare la serva 60 anni fa, aveva 5-6 alberghi, aveva una montagna di terra, un po' alla volta, siccome lavorava male, lavorava poco, non era efficiente, un po' alla volta ha venduto tutto, ma quando ha venduto tutto poi non c'era più niente, ha dovuto andare a lavorare e cercare di organizzarsi. O noi arriviamo prima,
oppure faremo la stessa fine. Cioè, questa è una cosa matematica. Allora, è emblematico quello che è successo con le 300 piccole imprese che sono andate a consegnare le chiavi al prefetto. È una cosa che mi ha commosso, vedere un titolare di un'impresa. Racconti che cosa è successo per chi non è al corrente. Allora, di chi ci 300 piccole imprese sono andate a Venezia dal prefetto a consegnare le chiavi, hanno chiuso, cioè poi sarà stata un po' simbolica, comunque a consegnare le chiavi al prefetto. Il consegnatario di questa chiave si è messo a piangere, ecco prefetto, cioè quello è un imprenditore che se anche gli avessero detto ascolta, se vai in Austria guadagni qualcosa in più, lui sarebbe stato in Italia. Allora è veramente incredibile che un servitore dello Stato, cioè un mio dipendente, la logica dovrebbe dire: siccome noi 300 imprenditori non riusciamo a mantenerti, ti dobbiamo licenziare. Invece loro hanno chiuso e sono andati a consegnargli la chiave al prefetto che guadagnerà un centinaio di migliaia di euro all'anno. È una cosa veramente sconvolgente. Allora, io domani mattina vado da un cliente che è un macellaio, inizia alle 4 di mattina. C'è lui, suo figlio, sua figlia e poi hanno 6 dipendenti, tutti stranieri, perché è un lavoro che gli italiani non lo vogliono fare. Allora si è creato un apparato, questo signore che lavora come un cane, e ne conosco quasi tutti i clienti che ho, se hanno ancora la partita IVA aperta vuol dire che stanno facendo dei miracoli, anche se noi siamo considerati parassiti, evasori. Allora, io farei cambio domani mattina e credo anche i miei clienti per avere un posto nel pubblico impiego. Scusate, cioè, non è possibile. Mio fratello ha un'azienda agricola e un giorno mi fa, ma ascolta, io lavoro 13-14 ore al giorno a 3-4 euro al giorno per pagare il veterinario che viene qui a farmi i controlli, a farmi la multa per le tendine, poi viene quello della sicurezza, poi quello dei corsi. Cioè, è stato creato un apparato che se non lo tagliamo non ne veniamo più fuori. Vi faccio un esempio banale. Allora, quando è arrivato Monti, io non sono pregiudiziale, ho detto è l'unico politico, non essendo stato eletto, che può fare delle cose che gli altri, essendo eletti, non possono fare. La prima cosa che ha fatto ha aumentato le tasse. Allora io mi domando, ma io sono ignorante, ma se uno con 3 lauree è riuscito a distruggere il settore nautico, la gente non compra più le macchine di lusso, avevano il terrore, ma questo non ha fatto il bene, ha fatto un danno. Cioè, sono cose che la gente comune che produce non riesce a capire. Cioè, come io andassi dai miei clienti a dirgli: guarda che per comprarmi questo attrezzo devi compilarmi questa papira di carte e poi un'altra, poi ti arriva un altro che ti deve fare delle domande e poi devi fare 10 ore di corso. Lui dice: ascolta, lascia stare che io la macchina la compro da un'altra parte. Cioè, sono cose semplici. Che da lei del Codacom settore tributario, che cosa ha da dire? Osservatorio. Osservatorio. Allora, la madre di tutte le burocrazie è la fiscalità, è il nostro sistema fiscale. La madre dei nostri mali anche, visto che grava anche in percentuali elevate. Sì, perché noi abbiamo la Costituzione più bella del mondo e i politici più scassati del mondo. Se minimamente avessero ascoltato il pensiero dei nostri padri costituenti, avrebbero capito da 60 anni una cosa elementare, che tassare il lavoro è demenziale. Oggi si parla di diminuire la tassazione sul lavoro, diminuire il cuneo fiscale, trasferirlo in parte sui consumi, no, un po' di patrimoniale, un po' di IMU, cioè si gira intorno, si affoga in una tazzina da caffè. Bisogna avere il coraggio, e questo Codacom proprio nella vision del consumatore, di proporre un sistema fiscale che azzeri ogni forma di tassazione sul lavoro. Qui abbiamo industriali, economisti, eccetera. Allora,
quando uno sostiene un costo lo fa nella prospettiva di un ricavo che sia anche maggiore del costo, in maniera che la differenza gli procuri un profitto. Io vorrei sapere dai presenti chi ha il coraggio di sostenere che il costo fiscale produca un ricavo, cioè il costo del lavoro, l'aumento del costo, dei costi, tra cui l'aumento del costo fiscale del lavoro, dovrebbe produrre un ricavo per essere giustificato. No, ma sappiamo che così non è purtroppo. Allora vorrei concludere, perché ho parlato di vision di Codacons e dei consumatori. La morale da trarre è molto semplice, è che di fatto il consumatore è colui che paga tutta la filiera fiscale, contributi compresi, perché nel prezzo che si va a pagare noi andiamo a remunerare tutti i fattori della produzione, andiamo a coprire tutti i costi della produzione, ivi compreso quello fiscale. Allora perché avere un sistema burocratico fiscale così assurdo che non ci mette nelle condizioni di produrre al meglio delle nostre possibilità, ma anzi ci ostacola nella nostra capacità di produrre? E quindi la domanda che io rivolgo è: ci sono speranze per cambiare questa mentalità e, proprio lo dico come rappresentante dei consumatori, tassare i consumi? Perché? Perché se c'è un sistema fiscale che alleggerisce, non aumenta la tassazione però dei consumi, no, aumenta assolutamente. Perché se qua sentiamo soltanto prospettive di aumento. La domanda è chiarissima. Posso dire perché io personalmente sono più di 30 anni che seguo questo progetto. Col Codacons ho avuto la possibilità di migliorarlo, di implementarlo. Non mi si venga a dire che mancano le risorse, perché, torno a dire, nel prezzo finale di vendita ci sono già, quindi si tratta di cambiare nome, di cambiare collocazione. Chiarissimo. Non ci vogliono Vediamo risorse di dare la aggiuntive. risposta, però dobbiamo andare subito in pubblicità e poi passo agli ospiti per la risposta. Per le risposte.